Credo che abbiamo fatto una cosa doverosa e buona nell'inserire nello statuto la specificità di Belluno. Speravamo di poter rapidamente addivenire a licenziare la legge che dava la vera operatività. Direi che i fatti nazionali che sono intervenuti in ordine alla modifica della struttura istituzionale italiana ci ha creato un serio problema in ordine alla soppressione prima delle province, poi a farle diventare organismo di secondo grado, poi di aggiustarle in una forma diversificata. È stato un argomento importante, forse è sfuggito all'esterno, di grande dibattito al nostro interno. Ovviamente la visione per cui dovevamo trasmettere un parere al governo nazionale ci ha fatto e ci ha obbligati a riflettere anche su questa realtà. Devo dire, dal mio punto di vista, positivamente, abbiamo nel documento che avevamo mandato a Roma messo in evidenza in maniera molto forte la realtà di Belluno, della provincia di Belluno, tutta montana e tutta unica nella realtà nazionale, circondata da problematiche istituzionali quasi offensive, direi, della realtà di Belluno. C'è una disperazione e una diversità delle norme drammaticamente svantaggiosa a Belluno in riferimento al resto. Questo ha rilanciato il tema dei referendum e questo comporta per noi l'obbligatorietà di dare attuazione alla norma che abbiamo fatto. Non è così facile l'attuazione delle norme. Sappiamo che la partita delle province non è ancora conclusa, men che meno sappiamo se saranno organismi di primo o di secondo grado, cosa non marginale. Noi contiamo che si insedi presto un governo, qualunque governo sia, il più autorevole possibile, speriamo, che sia in grado di dipanare questa materia, qualunque sia. Restano le province come sono, vengono cambiate. Direi che lo sforzo comunemente intrapreso per salvare le realtà delle province della montagna, e fra queste in primis Belluno, è un dato che registriamo con grande soddisfazione, che ci carica di maggiore responsabilità. Sappiamo che a seconda che venga interpretata questa norma e attuata, rimarrà la provincia, ci sarà un diverso organismo, noi dovremo con questo cercare di dialogare in maniera la più concreta possibile per dare attuazione alla specificità che abbiamo voluto codificare. E io mi adopererò perché, come abbiamo fatto nel riuscire a licenziare lo statuto all'unanimità, unici in Italia, ci tengo sempre a dire, all'unanimità vuol dire 60 su 60. Non è un'unanimità di facciata perché qualcuno è uscito per non far vedere il voto contrario. Lo statuto è stato firmato da tutti i 60 consiglieri ed è il più grande vanto che noi oggi abbiamo. Io vorrei tanto che riuscissimo a fare altrettanto con la realtà che dobbiamo riconoscere a quello che è il territorio e la realtà dei cittadini della provincia montana di Belluno. Ci facciamo reciprocamente gli auguri di buon lavoro nell'immediato e di migliori risultati dopo.